del 7 e mezzo del 1866 a Palermo. La repressione, ecco, anche la rivoluzione del 7 e mezzo, ma la repressione è una pagina negata di storia siciliana, perché avvenne in quella repressione avvenne quello che nel dopoguerra i nazisti combinarono nell'Italia centro-settentrionale. E vorrei essere più chiaro, perché abbiamo delle documentazioni che non lasciano adito a dubbi. Il tenente Antonio Cattaneo, tenente dei Granatieri, scrive in una lettera che Paolo Alatri, che non è siciliano e non è sicilianista, riconosce testimonianza valida di un delitto realmente accaduto. Che cosa dice Antonio Cattaneo scrivendo a dei referenti del settentrione d'Italia? Scrive che 2 o 3 giorni dopo la chiusura della rivoluzione lui prese dal carcere, prelevò 80 detenuti coinvolti nei fatti rivoluzionari di Palermo, li portò con i suoi uomini fuori dalle mura della città, scavò una fossa e poi si fece fuoco addosso a questi 80 martiri, si fece fuoco finché non furono tutti ammazzati. E poi in questa lettera racconta altri fatti. Ora, un'altra testimonianza di ciò che avviene nel 1866, nei mesi cioè successivi alla sommossa che impressionò il mondo, tanto che fu coraggiosa ed eroica, ebbene, è la testimonianza dell'Abate Rotolo. L'Abate Rotolo, che era stato un capo dei garibaldini, che era stato un personaggio importante nella Palermo post-unitaria. L'Abate Rotolo si sente in dovere, ecco, come siciliano e come sacerdote, di dare una testimonianza delle grandi rappresaglie che ci furono contro il popolo siciliano. E lui raccoglie, facendo finta, ecco, di raccogliere delle proteste che sarebbero state portate al governo italiano, e delle proteste che non erano contro il governo italiano, ma contro la direzione del carcere del Luciardone, come se il direttore del carcere del Luciardone, che si chiamava Venturi, avesse avuto la facoltà di prelevare migliaia di cittadini palermitani e portarli in carcere e torturarli. Ebbene, descrive ogni persona, descrive quello che ha subito sulla propria pelle e quello che ha visto fare agli altri, ed è qualche cosa di impressionante questo libro di testimonianze dell'Abate Rotolo, che veramente merita di essere conosciuto, ma non per motivi revanzisti, per motivi di vendetta, ma per fare vedere ai falsari della storia in quale condizioni era la Sicilia dopo l'unità d'Italia. Non c'erano diritti civili che tenessero. E io vorrei ricordare infine un altro fatto grave che emerge dagli atti parlamentari, dall'inchiesta parlamentare che un'apposita commissione fa in Sicilia. Ebbene, risulta che i carabinieri fecero uno stupro etnico a Misilmeri, cioè violentarono le mogli di quelli che loro ritenevano rivoluzionari, rivoltosi. E questa testimonianza l'abbiamo per il coraggio del sindaco di Lercara Friddi, che si chiamava Nicolosi, e che volle, e a quell'epoca ci voleva un coraggio da leone, volle che la sua deposizione fosse messa a verbale, e così sia pure nello stile stringato, diciamo, dei burocrati che scrivevano, che stenografavano, ecco, le deposizioni. Abbiamo questa testimonianza che è spaventosa. Certamente a Misilmeri la guarnigione dei carabinieri era stata addirittura decapitata fisicamente, a Misilmeri c'erano state delle grandi violenze, ma erano 5 o 6 anni che Misilmeri subiva violenze. Io non giustifico, ecco, gli assassini che oltraggiarono i corpi dei carabinieri uccisi, no, non li giustifico affatto, e dico che loro hanno fatto fare cattiva figura alla Sicilia, ma non si può giustificare, non si può ignorare lo stupro etnico, non si possono ignorare le violenze disumane, le violazioni dei diritti umani che si fecero
per scoraggiare la Sicilia, furono atti di terrorismo di Stato, per impedire ai siciliani di protestare, per impedire ai siciliani di rivendicare i loro diritti, per impedire ai siciliani di rivendicare il diritto alla vita, il diritto all'indipendenza, il diritto alla rinascita della nazione siciliana. E non aggiungo altro. Grazie. Grazie a lei per queste parole veramente rivelatrici di una storia nascosta per troppi anni. Grazie. Grazie a voi.